Al 26esimo Riva si vede respingere il pallone dalla barriera su calcio di punizione, riprende René su Perchipala ma perde la palla, Riva recupera e segna. Pochi secondi fa il Cagliari ha segnato il gol che lo ha portato in vantaggio nuovamente con Riva. Era esattamente il 41esimo minuto di gioco, su azione di calcio d'angolo si è accesa una mischia nell'area romanista, si è impossessato del pallone Riva che ha fatto partire un fortissimo tiro che ha colpito sotto la traversa della porta romanista e quindi si è insaccato in rete. A Vicenza la situazione è immutata rispetto ai nostri precedenti collegamenti, il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0, la squadra ospita ancora distesa in contropiede, la palla spiove dalla sinistra in piena area veneta, si impenna Riva in rovesciata e in rete! Vicenza, Cagliari in vantaggio per 2-0, a voi Milano. Ma sul Cagliari di oggi e sulle sue esaltanti imprese torneremo tra poco. Ora vorremmo invece rivivere con voi che ci ascoltate la storia di questa squadra e di questa società che si sono imposte così perentoriamente all'ammirazione di tutti gli sportivi italiani. A Cagliari, come già a Livorno, a Genova, a Trieste, il calcio arrivò dal mare, per merito dei soliti marinai inglesi, ai quali il calcio mondiale farebbe bene ad erigere un monumento al merito pionieristico. Le prime partite a Cagliari vennero disputate nel 18, la prima società davvero organizzata nacque invece nel 19, ma per rievocare con sufficiente fedeltà quell'epoca dobbiamo rivolgerci alla memoria e alle memorie del meno giovane dirigente cagliaritano, cioè all'avvocato Falchi. Lei non ce ne vuole, avvocato, se l'abbiamo definita il meno giovane, no? Può dire vecchio. Quanti anni ha, avvocato? Io, grazie a Dio, 81. Si riporta splendidamente bene, quindi grazie a Dio. Senta, quindi lei ricorderà, pensiamo, i tempi in cui il Cagliari giocava ancora al campo dello stallaggio cosiddetto, no? Sì, quelli sono i primissimi tempi proprio dei pionieri del Cagliari. Che tipo di campo era? Perché si chiamava stallaggio? In terra battuta, dove chi cadeva non sapeva bene rialzandosi se finiva a casa o all'ospedale. Poi si trasferì nel campo di Via Pola, dove rimase sino al 53, finché era una società regolare che faceva la C e che in quell'anno fu promossa in B. Al campo di Via Pola già intervenivano le donne? Forse dirò anche più di adesso. Ho questo ricordo davanti agli occhi, è una città che ha avuto sempre una certa possibilità di emancipazione, insomma. Una larga percentuale di quegli applausi leggiadri erano calamitati da una figura rimasta popolarissima nella storia del Cagliari, e cioè quella del dottor Argiolas, centrocampista di eccelsa virtù, che fu protagonista degli anni eroici del calcio cagliaritano, quelli che vanno dal 20 al 28. Che tipo di squadra era Argiolas e quella degli anni ruggenti? Completamente dilettantistica e d'impronta, sì, ripeto, rudimentale. Però eravate molto forti atleticamente, no? C'era addirittura un campione italiano dei 200 metri tra voi. Esatto, l'avvocato Mereu che detenne questo titolo per parecchi anni. Fino al 28 comunque l'attività ebbe confini regionali. Quando poi vi affacciaste ai campionati interregionali, vi scopriste maturi per questa nuova esperienza? Ah, senz'altro, perché guardi, noi nel portarci nella penisola, come siamo andati diverse volte nelle varie trasferte di Terni, Tivoli, Civitavecchia, Ostia, abbiamo avuto anche poi, oltre ad aver dimostrato che nel gioco eravamo un po' maturi, un po' pronti ad affrontare queste competizioni, abbiamo avuto anche delle ostilità da parte del pubblico che ricordo benissimo la partita fatta a Tivoli, che fummo costretti ad andare alla stazione accompagnati dai carabinieri, perché il pubblico era un po' ostile a noi. Insomma, gli isolani a quell'epoca non erano ancora molto simpatici in continente. No, mi auguro che lo siano oggi. Eravate tutti sardi comunque, sì. Tutti una squadra completamente fatta in casa. Esatto, completamente fatta in casa. Il primo innesto continentale nella formazione cagliaritana qual è stato? Dunque, giocatore Archibusacci, che militava nel Livorno quale mezzala e arrivò a Cagliari nel 27 quale allenatore e giocatore. Nella scia di Archibusacci arrivò presto anche un altro livornese, il terzino Guerrini, famoso per il salto mortale che eseguiva ad ogni gol cagliaritano e un po' meno famoso per aver dato i natali a Mario Guerrini, una delle voci più popolari di Radio Cagliari. Ecco Guerrini, qual era il giocatore più amato in quell'epoca? C'era D'Alberto,
poi come, insomma, non so, non può essere... Poi anche Guerrini, ok? La sua prima stagione con il Cagliari coincise con la promozione della squadra in Serie B attraverso 2 storiche finali contro la Salernitana. Ce la vuole ricordare? Abbiamo pareggiato 1-1, mi ricordo in quell'occasione ci fecero anche una ripresa cinematografica, mi ripresero anche la scena mia, perché quando la squadra segnava una rete io facevo il tradizionale salto mortale. E al ritorno abbiamo vinto in casa per 2-1 e quindi ci ha consentito la promozione in Serie B. Una Serie B travagliatissima, soprattutto a causa dei viaggi che il nuovo rango imponeva in misura superiore al passato. È rimasta famosa un'allucinante trasferta durata 3 giorni e 3 notti per raggiungere Catanzaro, scendere in campo resistendo sullo 0-0 sinché le forze vi assistettero e crollando quindi nella ripresa niente meno che per 10-1. Ma da Aldo Fradelloni, che insieme al fratello Mario fu uno dei pilastri di quel periodo rossoblù, vorremmo sollecitare un ricordo più lieto, almeno dal punto di vista del risultato, e cioè la famosa vittoria a Livorno per 2-0, dove il Cagliari visse una giornata piuttosto movimentata, no? Sì, perché Livorno in quel momento era il primo in classifica. Noi avevamo in squadra allora 2 toscani, Guerrini come terzino che era proprio livornese e Bedini come portiere che era pisano. Figuriamoci il pubblico di Livorno, con un pisano in campo. Lei sa cosa vuol dire un pisano a Livorno? Dopo qualche minuto noi avevamo fatto la discesa dalla parte destra e mio fratello che giocava all'ala destra ha centrato nel momento giusto ed è stato fortunosamente preso al volo da un altro attaccante che aveva segnato il primo gol. E un'azione simile si è ripetuta al 32esimo minuto. E appena abbiamo segnato il secondo gol, naturalmente c'è stata un'invasione di campo, un'invasione di campo soprattutto dalla polizia, dalla milizia allora, che circondavano il campo per proteggere, ed erano stati quelli prima di entrare in campo, ci hanno menato in tutti i modi. Addirittura le forze cosiddette dell'ordine viene. Sì, proprio i militi che erano in campo, e poi sono entrati anche quelli. Sono diventate forze del disordine. Appunto, finalmente ci siamo trovati tutti negli spogliatoi e siamo rimasti lì dalle 15:02 che è stata sospesa la partita fino alle 19, rinchiusi e protetti dai carabinieri. Anche più tardi comunque la squadra conservò una caratteristica simpatica, cioè quella di essere formata prevalentemente da studenti universitari. Vorremmo chiedere a Congiu, che è stato il mediano sinistro di quella formazione, di ricordarci quali siano stati i giocatori che si sono laureati o diplomati pur giocando a calcio, pur assolvendo i propri impegni sportivi. Quasi tutti, citerò dei nomi: Grandesso, Renza, Corrias, Orani, sia il primo che il secondo, molti diplomati, Tessì, Brussa, Si trattava di intellettuali, tutto sommato. Il dopoguerra portò alla ribalta un altro sardo puro sangue, il portiere Sulis, Gianni Sulis, che vanta 20 anni di milizia rossoblù. Subito dopo la guerra, Sulis, il Cagliari fu riammesso di ufficio alla Serie B e forse l'impegno risultò troppo gravoso per la società dell'epoca, no? Portò a non buoni risultati perché la squadra venne fatta all'ultimo momento per questa riammissione in B ma si mancava di organizzazione e tecnica soprattutto. Si presero dei giocatori un po' in giro per l'Italia senza un senso, senza un costrutto veramente, una base, e siamo arrivati completamente ultimi, staccati dagli altri. Invece la promozione poi di nuovo in Serie B fu conquistata con molta saggezza, con molta sapienza organizzativa. La squadra si era già data un volto, una formula. Sì, la promozione in Serie B avvenne veramente per un'organizzazione di società, perché avevamo un presidente di un certo valore che ci caricava, un buon allenatore e un complesso squadra veramente forte. Ecco, quali sono gli uomini più rappresentativi di quella formazione che lei ricorda? Quella formazione ricordo molto Morgia, Bergarici, pur con le sue manie, i Gennari, Goli, i Pison. Ecco, l'allenatore era Allasio. A quale tipo di tecnico attualmente in attività nella massima divisione può essere accostato? Come atteggiamenti lo ricordo un po' come Silvestri, un grintoso, un po' autoritario, che sapeva perdere poco, perché quando si perdeva erano guai per tutti. Un bel preparatore e un grande appassionato.